Sono Francesco Patat, presidente di Bravi Ragazzi. Bravi Ragazzi è un'associazione culturale di promozione sociale con sede a Gemona del Friuli e si occupa di promuovere il graffiti writing come strumento di relazione tra le persone e il territorio. Elementi Sotterranei è un festival internazionale di graffiti e street art che si caratterizza per la partecipazione di alcuni artisti invitati di fama internazionale che si confrontano su una stessa parete su un tema. Ogni anno il tema è diverso e quest'anno il tema scelto è le generazioni, ossia le reazioni che le varie generazioni hanno nel loro periodo storico. Proprio sul tema delle generazioni abbiamo fatto partire una collaborazione con il Servizio Sociale dei Comuni, con i suoi centri diurni, per far capire, spiegare e partecipare all'arte del writing e della street art persone che non conoscevano questa forma di espressione e che magari non ne avevano mai sentito parlare. E da questo è nato il progetto Tag Generation, che Roberto Foglietta vi spiegherà meglio in seguito e avrà la sua conclusione il 7 giugno, primo giorno del festival. Buongiorno, sono Roberto Foglietta, educatore del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito distrettuale numero 3.1, il territorio del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale. Il Servizio Sociale si occupa di interventi di assistenza, prevenzione e promozione rivolti un po' a tutte le fasce di età. In particolare in questo caso il progetto riguarda la fascia di età degli adulti anziani. Questo progetto è una collaborazione con l'associazione Bravi Ragazzi, una proposta fattaci da loro ma che si inserisce perfettamente nelle nostre progettualità già in atto. In particolare si inserisce nelle progettualità rivolte agli anziani, agli adulti anziani dei centri diurni che frequentano i centri diurni del Servizio Sociale dei Comuni, un'attività che rientra anche in uno dei nostri progetti finanziato dalla Regione, il progetto Montagna, che si chiama Presenti come le montagne e che verrà attuato nei prossimi 2 anni a partire già da adesso però. È un progetto che rientra anche nell'ambito inserito del piano di zona che ha validità dall'anno 2013 al 2015. È un progetto che vorrebbe realizzare, come si pone come obiettivi, il benessere psicofisico delle persone adulte anziane, il miglioramento, il mantenimento, anche l'incremento delle loro capacità relazionali, culturali, cognitive, la creazione di reti con il territorio, di collaborazioni con il territorio. In particolare questo progetto Tag Generation è molto interessante in quanto appunto, prima di tutto riguarda così un rapporto intergenerazionale molto interessante davvero, che con l'associazione Bravi Ragazzi verrà così concretizzato con la realizzazione di un murales che rientra nella loro progettualità di elementi sotterranei. Il progetto ha visto così, la progettazione e la realizzazione di diverse fasi, non è nato così per caso. Da un primo incontro durante il quale i Bravi Ragazzi hanno presentato la loro associazione e che cos'è questa particolare manifestazione che loro curano, a un altro incontro durante il quale, una gita più che altro, durante la quale abbiamo visto concretamente che cosa sono i murales e ne abbiamo cercato di capire così il significato e come vengono realizzati. In seguito abbiamo pensato assieme agli anziani in una coprogettazione quali potevano essere le idee da realizzare in un murale che riguardassero appunto l'incontro tra generazioni. Ancora, da queste prime idee sono stati creati da alcuni artisti di Bravi Ragazzi alcuni bozzetti presentati di nuovo agli anziani sui quali riflettere e pensare per arrivare così finalmente alla definizione di quale poteva essere il disegno da dipingere, da realizzare sul muro. Dopo questa fase è iniziata la fase concreta di realizzazione del murale sulla parete, che si concluderà il 7 giugno appunto, che coincide con l'inizio della manifestazione Elementi Sotterranei e che potrebbe anche continuare in seguito con la realizzazione di una mostra che illustrerà appunto le fasi e i contenuti soprattutto di questo importante progetto. I contenuti, gli obiettivi e i contenuti interessanti di questo progetto sono questi. Innanzitutto la coprogettazione, cioè gli anziani sono stati coinvolti fin dall'inizio in tutto il processo di progettazione di questa attività.
hanno messo dentro le loro idee e non quelle di altri, stanno realizzando le loro idee e non quelle di altri. È per questo che una particolare attenzione è stata da noi rivolta proprio al processo di realizzazione. È importante il risultato, importantissimo, che ecco, ne emerga qualcosa di interessante da vedere, ma è molto più interessante, più importante il come si raggiunge questo risultato. È anche per questo che noi più che altro abbiamo fornito un metodo di lavoro più che già dei contenuti preconfezionati. Questo ha significato anche accettare scelte che gli anziani hanno fatto che magari non coincidevano sempre con quelle che gli operatori avrebbero voluto. In questo progetto hanno partecipato almeno 20-25 anziani, non tutti solo nella fase di realizzazione, che ovviamente è più o meno destinata solo a coloro che riescono a muoversi, ad avere delle abilità motorie ancora abbastanza efficienti, ma anche chi ha voluto mettere idee. È interessante anche per questo, perché appunto nelle varie fasi della progettazione hanno partecipato anziani che erano semplicemente interessati all'iniziativa, hanno anche solo sentito le riflessioni che venivano svolte durante l'elaborazione delle idee, e poi ci sono quelli che hanno invece proprio dato la loro disponibilità a realizzare concretamente il murale. A questo proposito credo che la migliore cosa da fare sia lasciare la parola a Emilio, che è una delle persone che ha partecipato attivamente a questo progetto. Mi chiamo Marchetti Emilio, frequento il centro diurno anziani di Gemona e sono qua per poter parlare dell'impatto che abbiamo avuto della dimostrazione che hanno fatto due ragazzi dell'Associazione dei Bravi Ragazzi. Il progetto mi è piaciuto per il motivo che dimostra praticamente su una parete la fase generazionale fra il vecchio e il nuovo. Questo è venuto fuori tramite una discussione fatta al centro anziani di Gemona. Il compito da realizzare era dato dal progetto per dimostrare come si può mettere in su opera un anziano con la futura generazione. Siamo arrivati in fondo che abbiamo deciso che una delle uniche figure che davano al 100% la generazionalità era di un anziano che dava la mano a un bambino. Le generazioni degli anziani che sono state interpellate sono state entusiaste di questo progetto perché era una forma di dimostrare la loro visione nel futuro. Al sottoscritto è immensamente gradita questa opera perché essendo un anziano di prima leva, avendo un'anzianità ancora giovane, no? Mi ha dimostrato che si può ancora dare certe figure e certi valori alle generazioni future.